Buonasera e benvenuti allo Sport City per la terza giornata del girone di Serie 2 della Lega Calcio 8. Si affrontano Montagnola e Vittorini. Parte meglio il Vittorini che qua prova l'invettiva centrale, si libera al sinistro, c'è la parata. Punizione Montagnola, viene battuta tesa e arriva il tocco col tacco di Boccanella, straordinaria realizzazione per Boccanella, di rapina col tacco trova il vantaggio per i suoi sulla punizione. Calcio piazzato per il Vittorini, parte Colarusso col sinistro che gira e sul secondo palo sorprende il portiere avversario. Colarusso, altro gol d'autore ed è il pareggio del Vittorini, 1-1. Vittorini ad impostare a centrocampo, ma la sfera è recuperata dal Montagnola che poi va a vincere. Un contrasto a centrocampo con Guadagno che la porta avanti, va con l'esterno destro troppo largo. Montagnola da dietro, stavolta con lancio lunghissimo a cercare Amendola che va a svettare in mezzo a due. Amendola si libera, si fa respingere il tiro però. La partita è frizzante, il Vittorini va in verticale centralmente, vince un rimpallo. Sempre Colarusso col sinistro alto sulla traversa. L'avanzata del Montagnola è stavolta sulla fascia sinistra col numero 3 che prova ad andare fino in fondo e ci riesce. Il cross a ritroso e Ciccoloni trova il vantaggio fondamentale per il Montagnola. La deviazione da due passi di Ciccoloni regala il 2-1. Calcio di punizione Vittorini, ancora Colarusso sul punto di battuta. Va col mancino Colarusso e un'altra punizione straordinaria del numero 10 che guida ancora per la seconda volta al pareggio i suoi col sinistro sul secondo palo. Grandissimo gol di Colarusso. C'è l'azione tentata dalla Montagnola che vuole a tutti i costi ritrovare il vantaggio e va centralmente. Attenzione a Boccanelli che infatti si è liberato sulla destra, carica il destro Boccanelli sull'esterno della rete. Azione tentata qui dal Vittorini, ultimi istanti di gara, palla nella mischia, poi di nuovo fuori, rinviata in fallo laterale ed ecco che infatti arriva il triplice fischio del direttore di gara, 2-2 tra Montagnola e Vittorini. Non mi sono piaciuti tanto i miei ragazzi, abbiamo giocato abbastanza bene, potevamo fare di più, certo due calci da fermo fa male, cercheremo di fare meglio la prossima volta. È una partita combattuta da entrambe le parti e abbiamo la fortuna di avere un capitano così che ci ha permesso di recuperare la partita, però insomma siamo soddisfatti perché abbiamo giocato bene, insomma, non abbiamo mai mollato.